Vince l'Italia sempre e comunque. Forza Balotelli! Vinciamo noi, vinciamo! Siamo i migliori! Ore 22:45, l'urlo può esplodere lungo le strade di Jesolo. Nella città che d'estate diventa un territorio ibrido italo-tedesco, la semifinale per eccellenza scalda gli animi più dello spread. 2 ore di passione e di gioia iniziate con gli occhi incollati davanti ai maxi schermi. Insieme italiani e tedeschi spalla contro spalla, buon esempio di tifo fair play, ma dentro ognuno cova la voglia di vincere, a partire dagli inni nazionali. L'azzurro domina dalle maglie ai tatuaggi, dai bimbi agli adulti, e quando inizia la gara ci si attende l'impresa. Pallone in mezzo! Italia cinica intraprendente, l'Italia maltrattata in Europa ha voglia di riscatto almeno sul campo, e quando Super Mario Balotelli infila il primo gol, i due settori davanti al maxi schermo sembrano distanti anni luce. Ma l'apoteosi non è finita, la doppietta azzurra è peggio di un declassamento di rating per i teutonici. Si soffre, ci si emoziona fino alla fine, assalto italiano, il rigore tedesco al 90°, la paura di essere beffati, poi c'è solo voglia di festeggiare. Quindi contenti? Sì, contentissimi! Contentissimi, perché ce lo siamo meritato, è stata una bella partita e siamo contenti di aver vinto. Ma siamo noi! Lei è nata il giorno in cui noi abbiamo vinto i mondiali e quindi ho festeggiato quella volta i rigori con lei in braccio. Sono sempre bei ricordi, no? I tedeschi come gli inglesi è meglio che stiano un pochettino schisci, loro sono i super, noi saremo sempre i poveretti, no, abbiamo dimostrato anche stavolta che non è così. E adesso Spagna per un gran finale come nel 2006.